Una simpatica iniziativa volta ad abbellire il bene pubblico e a migliorare il decoro urbano. Ci troviamo in piazza Don Giustino a Favara, dove a partire da ieri, ma anche oggi e nei prossimi giorni, le pittrici dell'Associazione Giardino degli Artisti si stanno cimentando nella realizzazione di dipinti. La tela, se così si può chiamare, sono alcune delle panchine che occupano la piazza. Colori alla mano, le artiste hanno cominciato con le due sedute che, dallo spiazzale, danno frontalmente sulla strada che collega via 4 Novembre a via Roma. L'Associazione Giardino degli Artisti è stata contattata dall'amministrazione comunale per mettere in atto il progetto, l'iniziativa è stata accolta con piacere ed ecco i lavori in corso. Il tema scelto per le opere è quello della sicilianità. Io sono qua in rappresentanza del Giardino degli Artisti, sono anche una delle 4 fondatrici assieme ad Amelia Russello, Carol Babetto e Tanina Argento. Personalmente ho accettato subito perché comunque è una bella iniziativa. Tra l'altro i temi fanno parte, diciamo, della Sicilia, il tema la sicilianità, anche Favara. Infatti, come possiamo vedere, le prime 2 panchine rappresentano la Chiesa Madre, che è il simbolo comunque di Favara, e 2 ballerini folcloristici. E per dare un po' un tocco di colore a questa piazza che è già bellissima di suo, sperando che durino, diciamo, il più lungo possibile. Il progetto gratuito è volto a dare un tocco di colore e a decorare la storica piazza Don Giustino. L'appello del sindaco Alba va al rispetto della cittadinanza verso il bene pubblico, al fine di mantenere pulito il luogo e di non deturpare le rinnovate panchine. Questa idea è stata dettata dal fatto che volevamo rendere questa piazza molto più bella. Già c'era stata un'impresa che ci aveva aiutato a fare, a ripitturare le panchine, però non ci sembravano complete. Ecco, così che nasce l'idea, attraverso Angela e Annalisa, 2 ragazze che stanno colorando un po' la nostra città, di dedicare il loro tempo e quindi abbellire queste panchine. Il nostro desiderio è che queste panchine vengano rispettate. Spesso le troviamo sporche, con delle cartacee o delle bottiglie così abbandonate. Dobbiamo avere un po' più di senso del rispetto di quello che appartiene alla comunità. È un appello che facciamo a tutti i ragazzi della nostra comunità di rispettare la nostra città.